Eder McPallister. Liliana Resinovic, la poesia Cercami riciclata per la terza volta e la lettera fantasma che un domani potrebbe salvare un indagato. Chi segue il canale Eder McPallister lo vede subito quando i media iniziano a girare a vuoto. Siamo a novembre 2025. Le indagini vere su Liliana Resinovic si muovono dai verbali alle perizie e agli atti che non finiscono in TV. E cosa fanno giornali e siti? Tirano fuori di nuovo la stessa storia di sempre. La mail di Liliana a Claudio Sterpin, con dentro la famosa frase del quando non ci sarò più, tu cercami. Questa cosa viene venduta come se fosse una rivelazione fresca. In realtà questa è almeno la terza volta che la ripropongono in questi anni. Se la ricordano in pochi all'inizio, la rilanciano forte a metà 2025, la rimettono in vetrina ora. Cambiano il titolo, cambiano il taglio, ma l'osso è sempre quello. Quando non ci sono novità concrete, si torna sulla poesia. Partiamo da ciò che è certo. Una decina di giorni prima di sparire, Liliana manda a Claudio Sterpin una mail. Dentro non c'è un testo scritto di suo pugno per lui, riga per riga, ma una poesia già esistente che lei fa sua. In alcune ricostruzioni si parla proprio di una foto della poesia sullo schermo del computer inviata via mail. In altre si descrive come testo riportato nella mail con una firma Tua Lilli. In ogni caso, non è il biglietto lasciato sul tavolo di cucina prima di uscire di casa. È una poesia d'autore girata a un uomo con cui ha un rapporto forte, affettivo, progettuale. Quella poesia è costruita su un'idea chiara. Quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu chiudi gli occhi e cercami nei ricordi. Ci sono immagini di assenza, di memoria, di piccoli frammenti di vita, di quel tipo di malinconia che si usa quando si parla di lutti, separazioni, paure legate al tempo che passa. È un testo che, da solo, può voler dire tutto e niente. La chiave che rimbalza oggi sui giornali è quella data proprio da Claudio Sterpin. E qui è importante riportare tutte le sue frasi, perché il modo in cui lui la racconta ora è esattamente ciò che crea il caso mediatico. Claudio dice che per lui quella mail oggi è una specie di testamento. Racconta che quando la ricevette allora non le diede tutta questa importanza, che per lui era uno dei messaggi affettuosi di Liliana. Precisa che oggi, a rileggerla, non riesce a dormirci la notte. Parla proprio di parole che non fanno dormire la notte, di una stretta al cuore ogni volta che ci torna sopra. La definisce un messaggio premonitore. Aggiunge di credere che Liliana avesse annusato un pericolo oscuro e che temeva le potesse succedere qualcosa. Queste non sono interpretazioni nostre, sono espressioni sue. Specie di testamento, non si dorme la notte, stretta al cuore, messaggio premonitore, aveva annusato un pericolo oscuro, temeva le potesse succedere qualcosa. Messo insieme, questo racconto fa un effetto preciso. La poesia, che all'epoca non lo aveva allarmato, diventa a posteriori un concentrato di presagi, di paure, di avvertimenti, non tanto in chiave suicidaria quanto nella direzione di un pericolo esterno. Nella lettura di Claudio, Liliana non sta dicendo mi ammazzo, sta dicendo ho paura che mi facciano qualcosa. Questa è la prima parte della storia. Ed è importante fissarla, perché qui stiamo parlando della lettera a Sterp, della mail con la poesia che esiste, sta agli atti ed è stata letta e riletta. Ma adesso passiamo all'altra lettera, quella che non esiste se non come domanda e come ipotesi, perché qui è dove entra in gioco la parte davvero delicata per chi oggi risulta indagato. Nel corso degli anni, gli inquirenti hanno chiesto a Sebastiano Visintin una cosa molto precisa. Non è che Liliana ha lasciato una lettera in cui preannunciava il suicidio. Non è che prima di sparire ha scritto un biglietto, un testamento, un foglio in cui parlava della volontà di togliersi la vita o di come sistemare le cose dopo la sua morte. La risposta di Sebastiano ogni volta è stata chiara. No, non è stata trovata nessuna lettera in casa. No, non c'è nessun biglietto di addio. No, Liliana non ha lasciato un foglio in cui annunciava un suicidio. Questo ad oggi è il dato. Visintin non ha mai raccontato di aver trovato una lettera e non ha mai detto che una lettera del genere gli avrebbe fatto comodo. Ha sempre detto che quella lettera semplicemente non c'è. Qui si innesta il ragionamento che faccio io Eder McPallister, con il mio pubblico. È una mia valutazione, non un fatto agli atti, e la metto sul tavolo come ipotesi. Oggi la situazione è questa. Dopo la nuova perizia medico-legale, il quadro è cambiato.
La pista del suicidio, che in passato era stata ventilata, è stata praticamente accantonata dagli inquirenti. Si parla di soffocamento, di manovra violenta, di morte non compatibile con un gesto autolesivo semplice. La procura ha iscritto Sebastiano Visintin nel registro degli indagati per omicidio volontario. Ci sono state perquisizioni, sequestri, approfondimenti sui movimenti, sui telefoni, sul famoso cellulare regalato a una YouTuber, su ogni dettaglio che possa costruire o smontare un movente e una dinamica. In questo contesto, per un indagato, la differenza tra omicidio e suicidio è enorme. Se si impone la narrazione dell'omicidio, lui resta al centro del mirino. Se si riesce, anche solo nel racconto, a riportare il caso sul binario del suicidio, la sua posizione cambia radicalmente. Ed è qui che nasce la mia ipotesi. Non è che un giorno, se le cose dovessero mettersi ancora peggio per lui, Sebastiano potrebbe presentarsi in procura e dire qualcosa del tipo: era vero che quella lettera c'era, Liliana l'aveva lasciata, io l'ho trovata, solo che l'ho strappata. E qui arriverebbe la giustificazione perfetta. Potrebbe dire di aver distrutto quella lettera, perché non voleva infangare il ricordo di Liliana, perché non voleva che passasse l'idea che lei si fosse suicidata, perché non sopportava il pensiero che il suo nome venisse associato a un gesto considerato da molti come un tabù. E magari aggiungere che in quella lettera c'è scritto che doveva dare dei soldi a Veronica Resinovic, l'amata nipote, che lì Liliana chiedeva di destinare qualcosa a lei. A quel punto il messaggio per l'opinione pubblica diventerebbe: ho scelto di tacere per proteggere la memoria di Liliana e forse anche per non alimentare tensioni familiari sui soldi. Ho strappato quel foglio per amore e pudore, non per nascondere qualcosa. Dal punto di vista di un indagato, sarebbe una mossa astuta. Meglio passare per quello che ha nascosto una lettera per non far pensare al suicidio, piuttosto che rimanere sotto il faro come sospettato di omicidio. Se la storia si sposta di nuovo sul suicidio, lui non è più l'uomo che avrebbe fisicamente ucciso la moglie, ma il marito di una donna che avrebbe scelto da sola di togliersi la vita. Se poi nel racconto si inserisce anche il tema Veronica e qualche spiccio da dare alla nipote, la faccenda diventa quasi una sottotrama di famiglia che attira l'attenzione su altro. Ripeto, questa non è una frase di Sebastiano. Non è mai stato lui a dire mi sarebbe convenuto avere una lettera. Non è mai stato lui ad ammettere nulla su questo. Lui fino a oggi ha sempre negato l'esistenza di qualunque lettera di questo tipo. Questa è una mia lettura. È la proiezione di una possibile strategia da parte di chi oggi è indagato e un domani potrebbe avere interesse a cambiare la narrazione. Se non è omicidio, è suicidio. Se diventa suicidio, l'indagato respira. Per far tornare prepotente il suicidio serve una cosa sola: una lettera, un foglio, qualcosa che oggi non c'è e che domani sulla carta potrebbe essere tirato fuori come verità taciuta per amore. Dal punto di vista investigativo, se davvero un giorno comparisse una lettera del genere, la vita di quel foglio sarebbe difficilissima. Sarebbe passato al microscopio. Carta, inchiostro, grafia, datazione, eventuali tracce digitali se fosse stata scritta al computer, compatibilità con tutte le dichiarazioni rese finora da Sebastiano. Gli inquirenti si chiederebbero immediatamente perché mai, se questa lettera esisteva, non sia stata consegnata fin dal primo giorno. Perché non sia stata mostrata quando il caso è stato riaperto. Perché non sia saltata fuori quando la nuova perizia ha stravolto il quadro medico legale. Ma sul piano del racconto mediatico e del processo parallelo nell'opinione pubblica, attenzione, una mossa del genere avrebbe comunque un effetto. Il solo dire Liliana aveva scritto che si voleva togliere la vita, io l'ho nascosto per non infangarla, basterebbe a riaprire subito la discussione suicidio contro omicidio. Ed è esattamente quel tipo di confusione che in un caso come questo può far comodo a chi oggi risulta indagato. Per questo, per il pubblico di Eder McPallister, è fondamentale non confondere mai la poesia Cercami mandata a Sterpin con la lettera di casa chiesta dagli inquirenti a Sebastiano. La prima esiste, è una poesia d'autore che Claudio oggi legge come specie di testamento, messaggio premonitore, che gli provoca stretta al cuore, non gli fa dormire la notte, e che nella sua testa racconta di una Liliana che aveva annusato un pericolo oscuro e temeva le potesse succedere qualcosa. La seconda, la lettera casalinga in cui Liliana avrebbe preannunciato il suicidio e magari nominato dei soldi per Veronica, oggi è solo una domanda senza risposta,
e una possibile carta in mano a chi, essendo indagato per omicidio, potrebbe avere tutto l'interesse a tirarla fuori domani. Nell'ipotesi, Sebastiano probabilmente dirà che c'era questa lettera, ma che lui l'ha strappata. Non credo mai che avrà il coraggio di presentare una lettera, magari falsa, spacciandola per vera, perché tra perizie calligrafiche e analisi sarebbe fin troppo facile smentirlo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.